Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta muestra que denominamos Ecos de los 100 años del nacimiento de la Escuela de Mosaichistas del Friuli de Spilimbergo. Damos comienzo a esta muestra invitando al presidente de FAMEF Furlane, ingeniero Bernardo Zanier, que nos explique un poco qué es lo que aporta en eventos como este a nuestra comunidad. A la cultura, que aporta al cariño hacia las raíces que tenemos, todo lo que venimos, descendemos o procedemos de nuestra querida Italia y en particular de nuestro querido Friuli. Hoy nuestro curador, Atilio de Ana, vuelve a hacer una presentación de una muestra de excelencia. Una muestra que ha llevado muchísimo tiempo de estudio, de clasificación, de ordenar material y de exponerlo, no solo desde el punto de vista su valor de orden cultural, de orden histórico, el de orden documental, sino que se ha preocupado de hacer con sus propias manos todas las instalaciones que tenemos acá para este tipo de muestras. Ya estas instalaciones se van a obtener una muestra de esta categoría en homenaje a Pablo Pasolini cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento el año pasado, y ahora nos toca festejar los 100 años de nacimiento de la escuela de mosaico del Friuli. La escuela que está en la ciudad de Spilimbergo, en Friuli, Italia, que llega a sus primeros 100 años. Hoy vamos a recibir los saludos en forma directa, grabada, de las autoridades del Friuli, de las autoridades de la Escuela de Mosaicistas. Y bueno, vamos a dar apertura en este momento a esta muestra que continúa con varias actividades que habrán visto en el programa, y en particular vamos a tener la presencia de un mosaiquista, el arquitecto Driussi, que nos acompaña este fin de semana y en esta muestra, mostrando obras de su autoría y en particular obras de mosaico en 3D. Nosotros estamos acostumbrados a ver mosaico a nivel plano, pero él le introduce en su arte el arte del mosaico en 3D. Bien, nada, mañana tendrá una charla sobre el horario de la tarde y lo vamos a escuchar con mucha atención. Ahora vamos a recibir el saludo de... No sé si la cónsul quiere pasar a decirnos algunas palabras, que te agradeceríamos. Buonasera a todos, hablo español, italiano, español mejor, bien. Más que nada quería saludar y agradecer por la invitación a esta muestra que yo acabo de llegar, tengo que recorrer toda la muestra, pero por lo que vi hasta este momento me parece divina, vi las obras que están ahí al fondo, hay cosas realmente interesantes y estuve mirando un poquito el trabajo de la escuela, que yo la conocía, pero en realidad no conocía en detalle el trabajo que hace y me pareció increíble, realmente es una cosa, esos artistas son, no sé, no tengo las palabras para describirlo porque hacen cosas que no puedes ni pensarlas, no sé, y ellos lo hacen, entonces, estoy muy agradecida por haber traído acá a Uruguay esta muestra y un poco la historia de la escuela, el trabajo que la escuela hace, que es una excelencia a nivel mundial, lo que estábamos comentando antes, tiene trabajo en las mayores ciudades mundiales, Nueva York, París, acá en Montevideo, ¿no? Y es increíble, así que gracias y dejo la palabra a los expertos que seguro les van a contar y les va a interesar mucho. Bueno, chao, gracias.
100 anni di storia della scuola mosaicista di Friuli. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare gli amici della Famè Furlane di Montevideo, il loro presidente Bernardo Zanier e il curatore Attilio De Anna, che tanto si sono prodigati per questa importantissima iniziativa. Un saluto anche ai rappresentanti della città di Montevideo. La scuola mosaicista del Friuli nasce a Spilimbergo il 22 gennaio 1922. Come risposta un'esigenza di tanti giovani già nell'immediato dopoguerra. Giovani che imparavano il mestiere andando a lavorare a bottega e quindi avevano bisogno di una scuola per una formazione professionale a 360 gradi. Scuola che poi raccogliesse il sapere di questa antica tradizione che tanto si era diffusa nel nostro territorio già nei secoli scorsi e che poi a causa della migrazione aveva portato le nostre maestranze in giro per il mondo, lasciando la loro terra d'origine, il Friuli, con tanto coraggio, determinazione, competenza, ma non in cerca di fortuna, bensì in cerca di condizioni di vita migliore per loro e per le loro famiglie. E proprio grazie al loro lavoro e ai loro mosaici hanno reso il mondo ancora più bello. Ed oggi la Scuola Mosaicista di Friuli è un punto di riferimento internazionale per tanti giovani che da tutto il mondo vengono in Friuli, a Spilimbergo, per diventare maestri mosaicisti. Formazione di artigiani specializzati nell'arte del mosaico, promozione per tutto quel mondo che gira intorno al mosaico e produzione, questo è il mandato che ci è stato affidato. Lavoro, cultura, qualità, innovazione, questi sono i valori a cui sempre facciamo riferimento, valori che ci hanno permesso in tutti questi anni di rinnovarci sempre e di rispondere a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Continuando a far nascere aziende artigiane mosaiciste e occupazione per i nostri allievi. E con oltre 30.000 visitatori annui ci confermiamo essere uno dei siti più visitati dalla nostra regione. E proprio chi viene oggi a visitare la Scuola Mosaicista del Friuli si rende conto come l'intera area è stata ridisegnata, come gli edifici di competenza sono stati ristrutturati ed ampliati e per le opere che sono state realizzate. Ma tutti questi fantastici obiettivi, traguardi, non si possono ottenere se non si ha un gruppo di lavoro speciale come il nostro, formato da persone determinate e responsabili, persone che in tutti questi anni si sono succedute operando ed interpretando il proprio ruolo con impegno, passione e professionalità, come i nostri docenti, il nostro personale amministrativo, i direttori, i presidenti, i sindaci di Spilimbergo, la regione Friuli Venezia Giulia. Una grande squadra che ha sempre lavorato insieme per far sì che la Scuola Mosaicista del Friuli sia l'esempio positivo della nostra regione, l'orgoglio dell'Italia e che tutto il mondo ci invita. Grazie a tutti e invito alla Scuola Mosaicista del Friuli. Come presidente dell'Ente Friuli nel Mondo vi sono particolarmente vicino a questa vostra sentita festa per l'80° anno di fondazione. Abbiamo trascorso insieme ben 70 anni dove siete riusciti a mantenere vivi i ricordi, le vostre emozioni, i vostri sentimenti, donandoli ai vostri figli e nipoti affinché sappiano dove sono le loro radici. Furlans vi soi donge, vi sono vicino seppur a distanza come riconoscenza per il vostro grandissimo impegno. Un grazie particolare al vostro grande presidente Bernardo Zanier e tutta la sua meravigliosa famiglia, ai collaboratori da Famè Furlane e dal nuovo consiglio direttivo, da Diana, Sandra, Aurelio, Ivana, a tutti gli amici che ho avuto modo di conoscere alcuni fa in visita con il Ducato dei Vini Friulani. Anche voi festeggiate i 100 anni della storica Scuola Mosaicisti del Friuli e ringrazio ancora il presidente Stefano Lovison e il direttore Giampiero Brovedani per aver condiviso con noi questo anniversario e collaborato nelle diverse iniziative che hanno coinvolto nella formazione musiva tanti giovani figli dei nostri emigranti. Saluto con ammirazione le diverse autorità che sono presenti sempre nelle vostre feste e manifestazioni, in particolare consolari dell'ambasciata italiana, che vi sono sempre vicino. Vi auguro quanto prima di ritornare a
farvi visita, a incontrarvi per condividere assieme la vostra attività sociale.